concorso giunto alla sua 33esima edizione sul palcoscenico nazionale, che Max Eventi, esclusivista regionale per Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, ha il piacere di presentarvi. Le ragazze che conquisteranno le fasce stasera accederanno alle finali nazionali che avranno luogo nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina il 9 settembre. Prima di tutto io vorrei ringraziare innanzitutto l'associazione Catene per averci inviato qui, e Gusto Click perché questa sera ci ospita in questa splendida location. Passo ora a presentarvi la giuria. Abbiamo con noi Anna Silvestri, che questa sera sarà anche presidente di giuria, architetto e presidente di Marghera 2000. Buonasera Anna. Abbiamo poi Serena Ragazzo, titolare del panificio Tegoni di Marghera. Buonasera Serena. Abbiamo il piacere di avere con noi anche Gloria Cuevas, titolare di New Style Abbigliamento, che questa sera vedrà le ragazze sfilare con i loro abiti. Grazie Gloria. Passiamo a Massimiliano Cazzini, titolare di Max Studio Parrucchieri. Buonasera Massimiliano. Abbiamo poi anche Stefano Benedetti, titolare con Daniela di Fioreria Daniela di Marghera. Buonasera Stefano. E anche Alessio Pulini, consigliere della municipalità di Marghera. Abbiamo poi Suelen Fiamengo, titolare di Ladea Venere di Marghera. Buonasera Suelen. Abbiamo con noi anche Francesco Barbiere, consigliere in municipalità Marghera. Buonasera Francesco. Nicoletta Ungarato. Buonasera Nicoletta, lei è vicepresidente esecutivo municipalità Marghera. E Marco Milani, in arte Mandy Mandy, che non penso che abbia bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti. Buonasera Marco e grazie anche a te di essere qui.
agente per il Veneto, l'Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige, di una ragazza per il cinema. Io adesso, se lui vuole, vi lascio anche un pochino una parola così. No, vabbè, io la parola gliela lascio lo stesso, poi se mi succede stasera qualcosa dopo la serata saprete dove andare a cercare il stato Luda. Allora, prima di tutto io non sono stato portato a parlare con il microfono. La cosa principale è dire grazie a tutti. Grazie ai genitori che sono qui con le loro figlie, grazie al signor Corrado che mi ha permesso di essere qua stasera, grazie ai giurati, grazie a un amico come Marco che mi ha fatto una sorpresa enorme questa sera essere qui con noi. Lavoro. Io ti vorrei chiedere una cosa, sì. Non ti voglio presentare perché è superfluo, tutti sanno chi sei, tutti ti conoscono, ti hanno visto in 1000 trasmissioni, in 1000 cose, però io vorrei chiederti la classica domanda che si fa. Allora, una volta, adesso perché insomma c'è il digitale, ma una volta con l'analogico, posso dirlo se è un fotografo, le dico? Una volta il fotografo l'avevamo visto nudo e gli ha detto non si può fare un ingrandimento, vabbè. Niente, dai, stavo scherzando, è una cosa nostra tra me e lui. Va bene, va bene. Okay. No, stavo dicendo sì. allora, chi sei lo sanno tutti, è superfluo, non è proprio il caso di dirlo, però ti faccio la domanda che si fa normalmente così di rito. Sì. Cosa hai in programma, i tuoi programmi futuri? Ci illumini un pochino, cosa stai facendo di bellissimo adesso? Allora, adesso a ottobre sulla 5 ripartirà la sitcom, già siamo alla 3ª edizione, si intitola Ricci e Capricci ed è ambientata in un salone di parrucchieri. Io ho il bar a fianco, il bar di Mandi Mandi, che ogni tanto entra in questo salone a portare il caffè, ma combino sempre disastri, naturalmente il mio ruolo è quello. A dicembre invece andranno in onda nel periodo di Natale Din Don 3, Din Don 4 con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Paola Tiziana Crociani e tanti altri, Rebecca, c'è anche Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Staffelli. E sono film divertenti, una commedia, insomma, un po' ricorda Don Camillo e Peppone per chi, anzi domani sera su Italia 1 fanno il primo e il secondo, noi abbiamo girato a maggio il terzo e il quarto che andranno in onda a Natale, quindi sono contento perché un anno e mezzo fermi, insomma. Insomma, penso che non sia stato facile, però adesso sento che hai un futuro denso di programmi, denso di... Speriamo che ricominci tutto, speriamo veramente come si deve, tutti, e speriamo di poterci divertire, speriamo che tutti possano lavorare, ma non solo voi, anche tutte le mostranze. Esatto, tutto, perché insomma, anche non è questa facile. cosa ha portato un po' via la voglia di divertirsi la gente. C'è sì questa cosa di ritroviamoci, ripartiamo, però qualcosa si è spenta un po'. Si sono un po' demoralizzati, sì. Ma credo che sia normale, stando tanto tempo chiuso in casa, un po' impauriti, un po' spaventati, ma piano piano, anche grazie a te, ai tuoi programmi, a tutto, ritorneremo a divertirci, ritorneremo a ridere, ritorneremo alla vita normale. Me lo auguro tanto per tutti, assolutamente sì, io continuerò a fare il mio lavoro, mi sforzerò di farvi divertire in qualsiasi modo e quindi prendetene atto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, grazie, vi mando un bacio e mandi. Dimmi una cosa, aspetta, ti fermo un attimino perché non so se mi sbaglio, ma te lo chiedo. Il tuo nome, Mandi, è vero quello che mi ricordo io? Che significa ciao, qualcosa del genere? Sì, il Mandi, l'etimologia è latina, vuol dire mani Deus, che tu possa stare nelle mani di Dio. E per chi non è mai stato in Friuli si salutano così, non con un semplice ciao, ma con un Mandi. Un saluto ed è un augurio allo stesso tempo. Mi pareva di ricordare questa cosa. Stare nelle mani di Dio. Sì, insomma, anche una radice molto, molto nobile, direi, no? Un buon augurio. Infatti. Vabbè, io ti ringrazio tanto di essere stato qui, spero di avere modo di vederti, ma so che avremo modo di vederci molto presto poi, fra l'altro, no? Immagino sì, nelle prossime qui sono serate. Di tutti perché vogliono scoprire quante ragazze vengono elette stasera. Non te lo dico. No, è un segreto. Non sa, perché poi sono le fasce, le cose. Ci sono le fasce che io adesso non te le posso dire, ma ti svelo solo un segreto però. Il perché non te le posso dire, perché non lo dicono neanche a me. Allora,
Va bene, quindi è una questione di minuti e scopriremo le varie vincitrici per ogni categoria, fascia e... Assolutamente sì, vedremo le nuove incoronate, quelle che come dicevamo prima, tu poi lo sai e mi confermi, andranno poi a far parte della Sì, finale. Io l'ho fatta, ho avuto Esatto. Sì, sono stato 6 volte a Taormina, un posto meraviglioso, bellissimo, il teatro antico di Taormina, dove fanno la finale. La Bellissimo. manifestazione, e le nostre ragazze, quelle incoronate stasera, avranno l'onore e l'onere, perché comunque è un impegno, di rappresentare la loro regione lì, e so che lo faranno senz'altro meglio. Fantastico. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento. Ciao. Grazie a te davvero, perché ci hai fatti veramente divertire e ballare. Lo staff adulto di Max Eventi vorrebbe ringraziare tutte le ragazze, parlo proprio con voi ragazze, e vi vogliamo ringraziare perché per la vostra presenza, perché per noi, per il solo fatto di essere su questa passerella, avete veramente già vinto assolutamente tutte, e vorrei un applauso enorme per voi. Sonia consegna a voi anche un fiore che ricordo è sempre offerto dalla Fioreria Daniela, che ringraziamo ancora. Vorrei ringraziare anche un'altra persona che è assolutamente importantissima per la buona riuscita di queste serate, e sto parlando di Sonia, che è la nostra responsabile del backstage e che stasera vorrei proprio qui con me in passerella. Grazie Sonia, perché dovete sapere che lei è bella, dolce, però quando è nel backstage fa filare le ragazze come un generale prussiano. È bravissima, sta nei tempi, ragazze, è vero che è brava, bella, ma mi fa correre. Dai, fate voi un applauso a lei, dai. Da premiare la ragazza innovativa, e intanto prima di tutto vorrei qui con me a premiare Nicoletta Ungarato. Ciao di nuovo Nicoletta. Sei pronta? Sempre pronta. Allora, la ragazza innovativa, Graphic Innovation di questa sera è Lavinia Bizzotti. Sempre pronto anche tu, Allora, la ragazza sorriso di questa sera è Roberta Rizzo. Buonasera Francesco, pronto a premiare, immagino prontissimo. Allora, la ragazza wow Kay West di questa sera è Grace Alucci. Come in passerella vorrei Stefano Benedetti, ovviamente anche con Daniela, ma Daniela è già vicino a me, aspettiamo Stefano. Eccoci qua. La ragazza spettacolo di questa sera è Claudia Cavaliere.
quando ti lascio il palco. La ragazza talento, Associazione Catene 2000, è Alessia Polese. Serena Ragazzo e su L il Fiamengo. Eccoci qua, volete accomodarvi di qua? Alla mia destra, grazie. La ragazza in gambe di questa sera è Carlotta Calagaro. Massimiliano Max e tu arrivi con nome in comune, pronto a premiare, nato pronto. Allora, la ragazza fotogenia di questa sera è Andrea Todora Gauda. Che vedo che viene accompagnata anche Nena, cioè eccole qua tutte e tre. Allora, la ragazza moda di questa sera è, vi faccio soffrire un po', Anna Giona. E adesso andiamo a premiare la ragazza per il cinema Veneto 2021, che è, adesso vi faccio soffrire un pochino, mi sembra giusto, Irene Cappelletti. Avevo detto che non parlavo più, però questa è la comunicazione ufficiale del concorso Una ragazza per il cinema. Si pensava che andava la prima. Tutte e 9 siete in finale nazionale Una ragazza per il cinema. In automatico chi si rifiuta di andare in finale nazionale passerà la fascia al numero successivo in graduatoria dei voti. Bene, ferme tutte lì un secondo, io vedo qualche occhietto lucido, visto che sia. Io vorrei qui la vincitrice, perché vorrei che tu facessi una passerella. Vuoi farla senza fiori? Vuoi darli a me? Una ragazza per il cinema Veneto 2021.
Bellissimi fiori che ha donato anche a me, grazie ancora, grazie Daniela, grazie.